La direzione distrettuale antimafia di Trieste ha arrestato 9 persone con l'accusa di estorsione con il metodo mafioso nell'ambito del commercio ambulante tra Bibbione, Latisana e Lignano, l'ombra della camorra in Friuli. Un'addetta dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari ha riportato un trauma cranico dopo essere stata aggredita da una coppia di passeggeri e quella aveva chiesto di esibire il Green Pass. Ma è successo in 20 anni, dice l'AD con salvo. Un agente di commercio di 44 anni, Lorenzo Colonna, è morto in un incidente stradale accaduto a Codroico nella notte. Ha perso il controllo della sua auto. L'uomo era candidato consigliere comunale Latisana. Si è chiuso il processo di primo grado per il crack della Coptka al Tribunale di Udine. 6 condanne, 10 assoluzioni. Sono state rigettate le domande di risarcimento presentate da soci da Banca Italia. Spilimbergo sempre più patria degli scacchi, la città del mosaico che già ospita una delle sfide più importanti d'Italia potrebbe accogliere il torneo dei candidati che assegna il titolo più importante del mondo. Buonasera e ben ritrovati, un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. L'ombra della camorra tra Veneto e Friuli. È scattata questa mattina all'alba una vasta operazione della direzione distrettuale antimafia di Trieste che ha arrestato 9 persone con l'accusa di estorsione con il metodo mafioso. I reati si sono consumati nel mondo del commercio ambulante tra Bibbione, Latisana e Lignano. La punta di un iceberg che ha portato all'arresto di 9 persone vicine ai clan di camorra napoletani per l'accusa di estorsione con l'aggravante del metodo mafioso. La direzione distrettuale antimafia della Procura di Trieste con il capo Antonio De Nicolo e il PM Massimo De Bortoli ha presentato oggi i primi esiti di un'articolata indagine nel mondo del commercio ambulante a cavallo del confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Il filone, reso noto, riguarda in particolare il mercato di Bibbione, i giovedì del Lido del Sole, dove il capoclan, un napoletano di 60 anni, da anni residente a Tisana, aveva impedito e imposto solo operatori suoi amici. L'episodio più eclatante è il pestaggio a Lignano nel 2019 di una persona che non voleva sottostare ai loro diktat. Nel corso delle perquisizioni tra Bibbione, San Michele, Concordia Sagittario e la Tisana sono stati recuperati soldi, 100.000 euro in valuta della Repubblica Ceca e una pistola con matricola a brasa. Il capoclan era già noto per precedenti per riciclaggio, evasione fiscale e falsificazione di marchi. A mia memoria, da quando io sono a Trieste, è la prima volta che un giudice riconosce l'esistenza dell'aggravante del metodo mafioso. Siamo in un ambiente, diciamo, di venditori ambulanti e quindi non siamo in un ambiente culturalmente importantissimo, però è importante il segnale che la Procura distrettuale dà, e cioè laddove ravvisiamo il metodo mafioso noi interveniamo. Le indagini non sono partite da una segnalazione precisa, il riservo degli inquirenti è ancora massimo e il clima non era omertoso, anche se nessuno aveva avuto il coraggio di denunciare. Quelli che noi consideriamo vittime non sono uscite spontaneamente allo scoperto e non hanno rivelato loro i fatti, ci siamo arrivati noi. Però quando li abbiamo sentiti non hanno esitato a raccontarci le cose come stavano. Una sola persona tra quelle arrestate della zona, precisamente Veneto. Il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, ha elogiato l'attività degli inquirenti parlando di mafie oramai ovunque. La capogruppo del PD alla Camera, Deborah Serracchiani, ha evidenziato come serva un impegno più esplicito e complessivo contro un fenomeno che non lascia intatta nessuna isola felice. Una lavoratrice dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari ha riportato un trauma cranico dopo essere stata aggredita da una coppia di passeggeri ai quali aveva chiesto di esibire il Green Pass. Per il sindacato si tratta di un fenomeno che si sta inasprendo in tutto il settore del trasporto pubblico. Chiede il Green Pass ad una coppia di passeggeri che si stava imbarcando per Londra e viene offesa, malmenata, afferrata per il collo e scaraventata a terra. È quanto accaduto ieri ad una lavoratrice dell'aeroporto del Friuli Venezia Giulia che ha riportato un trauma cranico a causa della caduta con prognosi di 8 giorni. È quanto riferisce la FICISL del Friuli Venezia Giulia, precisando che l'aggressione avrebbe potuto avere conseguenze peggiori se in soccorso della donna non fossero subito intervenuti alcuni colleghi e la polizia.
Questa è solo la punta dell'iceberg di un fenomeno che purtroppo si sta esasperando in tutto il settore dei servizi pubblici, commenta il segretario della FIT-CISL Friuli Venezia Giulia, Antonio Pittelli. Episodi del genere rischiano ormai di diventare quotidiani per chi esercita ruoli di controllo sui mezzi. Ieri è accaduto in aeroporto, ma abbiamo segnalazioni anche dai treni e temiamo le stesse reazioni anche sugli autobus. Stiamo riscontrando e segnalando, prosegue Pittelli, continui casi di aggressioni verbali nei confronti dei lavoratori dell'aeroporto, del trasporto pubblico locale e dei treni, e questo avviene sia nei confronti di chi opera a bordo dei mezzi, ma anche, sempre di più, di chi presta il servizio a terra, che semplicemente con alta professionalità svolge il proprio lavoro. La FIT-CISL regionale, che definisce il gesto ingiustificabile, condanna fermamente ogni forma di violenza ed esprime solidarietà alla lavoratrice vittima del gesto. Non è possibile, conclude Pittelli, che chi svolge correttamente il proprio lavoro diventi un bersaglio. Chiediamo all'azienda di attivarsi in maniera celere per mettere in atto comportamenti preventivi che permettano a tutti i lavoratori del front line di operare in sicurezza. Per la CGIL del Friuli Venezia Giulia l'aggressione di Ronchi è un fatto grave, è l'ennesimo campanello d'allarme della tensione che ha raggiunto il dibattito sulla pandemia, sui vaccini e sul Green Pass. Secondo la CGIL è preoccupante che a subirne le conseguenze sia una lavoratrice, alla quale l'organizzazione sindacale esprime piena solidarietà. È la prima volta che mi capita un'aggressione fisica in aeroporto in 20 anni di attività. L'amministratore delegato del Trieste Airport sottolinea la straordinarietà dell'evento. Nel 99,9% dei casi le operazioni di controllo di Green Pass e tamponi procedono senza alcun tipo di problema. In questo caso i 2 turisti americani non potevano salire a bordo dell'aereo diretto a Londra perché presentavano solamente l'esito di un tampone rapido, non di un tampone molecolare come richiesto dall'Inghilterra. Di fronte alle rimostranze della nostra dipendente, uno dei 2 ha colpito il vetro divisorio facendo cadere le carte. Quando lei si è chinata per raccoglierle, l'uomo l'ha colpita con un calcio facendola finire a terra. Sono subito intervenuti i suoi colleghi, la polizia aeroportuale, che hanno fermato i 2. Stiamo spingendo la vittima a fare denuncia, conclude Consalvo, perché la giustizia faccia il suo corso. Si tratta di comportamenti inaccettabili che vanno stroncati sul nascere stigmatizzati rispetto di chi svolge il proprio lavoro, e l'astensione da comportamenti violenti sono priorità tassative. Chi si comporta in maniera contraria non può trovare alcuna indulgenza, lo afferma il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, esprimendo solidarietà incondizionata alla lavoratrice dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari. Un'altra tragedia della strada in Friuli: la scorsa notte un agente di commercio di 44 anni, Lorenzo Colonna, originario di Latisana, è morto dopo aver perso il controllo della sua Alfa sulla statale 13 a Codroipo. Ha perso il controllo della sua auto lungo la statale 13 Pontebana ed è morto per le gravissime ferite riportate un 44enne di Latisana, Lorenzo Colonna. La tragedia poco prima delle 3:30 di oggi a Codroipo. Il friulano, molto conosciuto nella Bassa, dove aveva gestito per un periodo la prosciutteria ai Picchi, a Pertegada di Latisana, stava viaggiando al volante della sua Alfa Romeo quando è finito fuori strada ed è rimasto incastrato nell'abitacolo. Inutili purtroppo i soccorsi prestati dal personale sanitario di un'ambulanza e di un'automedica inviate d'urgenza dalla Sores. Troppo gravi le ferite che ha riportato, per lui non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Codroipo, insieme ai carabinieri della radiomobile di Udine per rilievi e accertamenti. Colonna aveva fondato il club di Latisana dell'Inter, squadra di cui era grande tifoso. Da sempre appassionato di freccette, aveva partecipato ai campionati italiani. Lascia la madre, il padre, che risiedono a Lignano, e una sorella. Da qualche anno viveva a Udine per lavoro. Di recente faceva l'agente di commercio, ma aveva gestito anche un bar, il Bomber, a Sant'Andrat di Talmassons. Si era candidato di recente come consigliere alle elezioni amministrative di Latisana. Paura questa mattina nella zona industriale di Coseano per un principio di incendio che ha distrutto attrezzature per l'irrigazione nel cortile di un'azienda agricola.
Un principio di incendio ha distrutto questa mattina del materiale per l'irrigazione stoccato nel cortile di un'azienda agricola che sorge nella zona industriale di Cosiano. Il rogo si è sviluppato intorno alle 11 per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto la prima partenza dei vigili del fuoco del comando di Udine e i colleghi del distaccamento di Gemona del Friuli. Inizialmente pareva che l'incendio avesse interessato la ditta di carpenteria metallica d'Arcano. I dipendenti di questa fabbrica hanno aiutato i vigili del fuoco nel contenimento del rogo che ha minacciato diverse bombole di gas e che stava per estendersi anche al cortile esterno della D'Arcano. Nessuna persona è rimasta ferita. In salvo 2 mucche. Si è chiuso il processo di primo grado per il crack Copca. Vediamo le decisioni del Tribunale di Udine. 6 condanne e 10 assoluzioni, ma nessun risarcimento ai soci. Finisce così il processo di primo grado per il crack Copca, celebrato davanti al Tribunale Collegiale di Udine. La sentenza è arrivata oggi dopo le ultime ringhe difensive e 2 ore di Camera di Consiglio. L'ex presidente del CDA Copca, Giacomo Cortiula, l'ex direttore generale Mauro Veritti e l'ex presidente del CDA di Mobil Copca Ermanno Collinassi sono stati condannati a 3 anni di reclusione ciascuno. La pena per l'ex presidente del collegio sindacale Giancarlo Veritti e per gli ex sindaci Fosca Petris e Daniele degli Zotti è di 2 anni e 6 mesi di reclusione ciascuno. Per loro il sostituto procuratore Elisa Calligaris aveva chiesto condanne dai 4 anni e 3 mesi ai 4 anni e 9 mesi di reclusione. Inoltre i 6 sono stati condannati al risarcimento dei danni da stabilire in sede civile e delle spese legali nei confronti di Copca. Sono state invece rigettate tutte le altre domande risarcitorie, comprese quelle dei soci e di Banca Italia. Le condanne riguardano l'ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta legata al passaggio, senza un corrispettivo tornaconto, del patrimonio immobiliare della cooperativa ai Mobil Copca, la società di capitali interamente partecipata dalla cooperativa Carnica di Consumo. L'operazione aveva lo scopo di consentire una falsa rappresentazione contabile della situazione economica e finanziaria di Copca, gonfiando nei bilanci, nascondendo all'esterno ai soci prestatori le perdite economiche e la situazione economica ampiamente deficitaria. Gli stessi 6 imputati sono stati assolti con la formula perché il fatto non sussiste dalle accuse di false comunicazioni sociali e illegale ripartizione di utili e riserve e di bancarotta semplice. Da quest'ultima accusa, con la medesima formula, sono stati assolti gli altri 10 imputati. Si tratta dell'ex vicepresidente del CDA Leonardo Agostinis e degli ex consiglieri Sonia Caccitti, Silvano Giorgis, Vanessa Gressani, Corrado Di Doi, Claudio Lomuscio, Francesco Zilli, Silvio Moro, Carlo Alberto Mainardis e Gelindo De Campo. I giudici inoltre hanno disposto di non procedere per l'accusa di raccolta abusiva del risparmio per prescrizione del reato. L'assessore alle attività produttive Sergio Emidio Bini ha incontrato questa mattina in Regione i sindaci e gli assessori del territorio per illustrare la nascita dei distretti del commercio, misura inserita in sviluppo impresa, uno strumento secondo Bini utile per salvaguardare le microimprese. Ho ritenuto davvero opportuno convocare e li ringrazio per la numerosissima presenza amministratori locali, presidenti di associazioni di categorie, i sindacati, per poter proseguire quello che era un percorso che abbiamo già iniziato ancora prima dell'approvazione di sviluppo impresa, di condivisione di contenuti e di idee. Come correttamente ha detto lei, ancora oggi si rende assolutamente, a seguito poi della pandemia, necessario il confronto e soprattutto lo stimolo nei confronti di un comparto, e mi riferisco soprattutto al commercio, che forse più da altri ha risentito nella fase acuta della pandemia della contrazione dei consumi. Noi abbiamo un obiettivo che è quello di rilanciare il commercio all'interno dei centri storici, anche nelle periferie dei nostri paesi, delle nostre città, rilanciare le attività nei piccoli paesi che sotto gli occhi di tutti si sono spopolate da un punto di vista non solo demografico, ma soprattutto da un punto di vista delle attività produttive. Quindi iniettare nel sistema economico della nostra regione tutta una serie di misure economiche e regolamentari al fine di far ripartire le nostre attività produttive con la giusta forza. La metalmeccanica è in robusta ripresa in provincia di Udine. Il comparto conta 24.000 addetti, il 47% del totale manifatturiero rappresenta il 68,2% del totale dell'export dell'industria del territorio. Per la Presidente di Confindustria Mareschi Danieli è la spina dorsale della nostra manifattura.
Il comparto metalmeccanico è la spina dorsale della nostra manifattura, quell'industria che sta guidando la robusta ripresa economica del territorio. Digitalizzazione, sostenibilità, risorse umane qualificate che cerchiamo ma non troviamo sono le principali sfide da affrontare, ma le nostre imprese hanno dimostrato ancora una volta una grande capacità di reazione anche in seguito alla crisi Covid, e anche le prospettive con la cautela dovuta all'evolversi della pandemia e all'emergere di criticità sul fronte del prezzo delle materie prime, dell'energia e dei trasporti sono positive. E questo in sintesi il commento della presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, i dati congiunturali del comparto diffusi oggi in occasione del 50° compleanno di Federmeccanica. L'indicatore della produzione dell'industria metalmeccanica friulana segna nel secondo trimestre 2021 un ulteriore recupero congiunturale rispetto al trimestre precedente, il quarto consecutivo. Significativo il forte rimbalzo tendenziale rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel dettaglio, afferma la presidente Mareschi Danieli, nell'industria meccanica provinciale, dopo la crescita registrata nel 2017, nella prima metà del 2021 si è registrato un aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, più 3,4% nel primo trimestre e del più 13,2% nel secondo trimestre, che ha riportato una variazione congiunturale sul primo trimestre del più 2,3%. Buone notizie anche sul fronte dell'export. Nel primo semestre 2021, conferma la Presidente, le esportazioni metalmeccaniche della provincia di Udine, che rappresentano il 68,2% del totale dell'export manifatturiero territoriale, sono cresciute del 25% rispetto ai primi 6 mesi del 2020. Significativo il notevole incremento delle vendite in Italia, più 29%, la variazione tendenziale del secondo trimestre, spinta dal forte aumento degli investimenti, favoriti dalla grande liquidità in circolazione e dagli incentivi. Esplorare come l'esperienza del terremoto in Friuli possa fornire spunti di riflessione per integrare nella ricostruzione post-Covid-19 obiettivi di sviluppo sostenibile è l'obiettivo del convegno organizzato dall'Università di Udine, che ha richiamato docenti di diverse aree scientifiche ed esponenti delle istituzioni del mondo del lavoro. A 45 anni dal sisma del Friuli, un convegno organizzato dall'Università di Udine ha dato l'occasione per analizzare attraverso un esame della ricostruzione analogie e proposte per la rinascita nel post-Covid. Noi nasciamo come nell'idea dello sviluppo del territorio post-terremoto e quindi il nostro contributo vuole essere sia come ambito di riflessione ma anche come contributo concreto alla realizzazione dei progetti. La discussione ha visto insieme docenti, esponenti delle istituzioni e del mondo del lavoro per dare chiavi di lettura del problema da diverse prospettive. Io ho vissuto un'esperienza diretta nella sanità e nella protezione civile che se non fossero state alleate, forti, integrati, naturalmente avremmo avuto maggiori difficoltà rispetto a quello che abbiamo registrato. I cittadini devono avere fiducia nella sanità, devono vaccinarsi, perché ancora qui in Friuli, ecco questo forse non è un bel esempio rispetto alla ricostruzione, siamo un po' distratti, c'è troppa gente ancora che non si è vaccinata e bisogna vaccinarsi perché questo è il modo per fronteggiare questa epidemia. I dati della pandemia, 2 le morti registrate oggi nella nostra regione. Una donna di 63 anni ricoverata a Udine e un uomo di 93 anni ricoverato a Trieste. Restano 9 le persone in terapia intensiva e 47 i pazienti ricoverati in altri reparti. 135 nuovi casi rilevati da 8.868 tamponi molecolari rapidi antigenici, 2 i contagi tra gli operatori della residenza per persone non autosufficienti di San Daniele, 2 tra personale delle aziende sanitarie. Le persone in isolamento sono oltre 1.300. Sono riprese questa mattina all'alba le ricerche dell'escursionista francese di 52 anni di cui si sono perse le tracce lunedì durante una camminata sul Monte Laura nel comune di Barcis. La base operativa dei soccorritori è stata allestita sulle sponde del lago. La cercano i vigili del fuoco, la Guardia di Finanza, i Carabinieri e Soccorso Alpino con il supporto di un elicottero del reparto volo di Venezia, le unità cinofile. Un arresto e una denuncia per furto tra Udine e Martignacco. 2 uomini sono finiti nei guai, individuati dai carabinieri. Un cittadino ivoriano di 27 anni è stato arrestato per tentato furto aggravato dai carabinieri di Martignacco perché ha cercato di rubare un paio di scarpe al centro commerciale Città Fiera. È stato trovato in possesso di un tronchesino che è stato poi posto sotto sequestro. Dopo la convalida l'uomo è stato rimesso in libertà.
Denunciato a piede libero invece un 34enne di Udine, pluripregiudicato, che aveva rubato una borsetta dalla vettura di una donna che l'aveva lasciata incustodita vicino a un autolavaggio. Era accaduto il 26 giugno scorso ai Rizzi. I militari sono risaliti alla sua identità tramite le immagini della videosorveglianza della zona. Popolazione preoccupata per la presenza di schiuma bianca nel canale Ledra tra Udine e Martignacco. Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana rassicura la comunità. Nessun pericolo per la fauna ittica e per la popolazione e la situazione continuerà a essere monitorata. Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana rassicura la comunità sulla presenza della schiuma avvistata nel canale Ledra, segnalata all'ente già nella serata di ieri dal sindaco di Martignacco Gianluca Casali, che aveva rilevato il problema a Faugnacco. Alle 23 la schiuma è aumentata di volume per la conformazione dei canali e la velocità dell'acqua attraversando Udine fino a Piazzale Cella. Tanti cittadini hanno chiamato i vigili del fuoco che dopo un confronto con il consorzio non hanno ritenuto di assumere provvedimenti particolari. Oggi sono stati eseguiti ulteriori controlli, ma della schiuma non vi è più traccia. L'ente proseguirà nella vigilanza sia a monte che a valle. Torniamo al processo per il crack Kopka che si è chiuso in primo grado con 6 condanne e 10 assoluzioni. Sono state rigettate le domande di risarcimento presentate da soci e da Banca Italia. C'è amarezza per il mancato riconoscimento del danno morale. Di positivo c'è la censura in sede penale della bancarotta fraudolenta. L'avvocato Daniele Liani, difensore dei 263 soci della ex cooperativa Carnica, commenta così la sentenza di primo grado nel processo per il crack della Kopka. Il riconoscimento della bancarotta fraudolenta è un punto al quale tenevamo. Le condanne di oggi hanno affermato questo principio, prosegue Liani. Quanto al risarcimento, l'avvocato difensore dei soci precisa: è vero che non è stato riconosciuto il danno richiesto dalle parti civili, ma c'è stata la condanna a risarcimento del danno generico in favore del concordato, che potrà recuperarlo e redistribuirlo ai soci. Per stabilire l'ammontare della cifra, il concordato dovrà fare causa civile. In quella sede si potrà capire quanto recupereranno i soci. L'avvocato Daniele Liani ricorda come a causa di questa vicenda ci sono soci che hanno perso i risparmi di una vita. Le cifre andate in fumo partono da 5.000 euro, molti hanno rimesso tra i 30 e i 70.000 euro, diverse cifre anche superiori ai 100.000 euro, soprattutto tra i risparmiatori carnici. Cambio ai vertici del Comando Legione dei Carabinieri Friuli Venezia Giulia. Il generale di brigata Francesco Atezzeni è il nuovo comandante della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia. La cerimonia di avvicendamento si è svolta oggi a Udine nella caserma Attilio Basso, sede del Comando Legione Carabinieri del Friuli Venezia Giulia. Presenti il generale di Corpo d'Armata Antonio Papparella, comandante interregionale Vittorio Veneto di Padova, e il comandante generale emerito generale di Corpo d'Armata Luigi Federici. Atezzeni subentra al generale di brigata Antonio Frassineto, che ha guidato la Legione Carabinieri dal settembre 2019 e che è stato chiamato ora a ricoprire l'incarico di vicecomandante del Comando Interregionale Carabinieri Odegan di Napoli. Domani suonerà la campanella per circa 120.000 studenti della regione. Nel giorno ufficiale di inizio anno scolastico però è stato indetto uno sciopero dei sindacati SISA e ANIEF. Sono circa 135.000 gli studenti che domani rientreranno in aula in Friuli Venezia Giulia, anche se molti istituti hanno anticipato lunedì 13 settembre. Una partenza che potrebbe essere slittata per lo sciopero dei sindacati SISA e ANIEF, indetto anche nella nostra regione, una protesta legata a graduatorie e obbligo del Green Pass. Intanto gli istituti scolastici sono pronti alla ripartenza tra mascherine e ingressi contingentati. Abbiamo 3 varchi dai quali i ragazzi possono accedere a scuola e abbiamo anche organizzato degli orari un po' sfalsati, insomma, per consentire di evitare gli assembramenti. Abbiamo la piattaforma ministeriale che ci consente di vedere quella che è la situazione vaccinale dei nostri dipendenti. Molti dei nostri studenti si sono sottoposti a vaccinazione e per quanto riguarda invece il personale esterno alla scuola abbiamo l'obbligo di controllare la regolarità del cosiddetto Green Pass. Bisogna stare coi piedi per terra, ben sapendo che anche in altre zone d'Italia, laddove si è aperto, ci sono stati poi dei casi di contagio.
Ma veniamo anche da un anno e mezzo di sperimentazione della didattica digitale integrata, quindi qualora malauguratamente dovesse presentarsi una situazione di questo genere, tutte le scuole sarebbero in grado di attivarsi immediatamente per fare in modo che i ragazzi non perdano neanche un giorno di scuola. Potrebbe essere davvero un anno scolastico che potrebbe segnare il ritorno alla normalità. È partita oggi la 22esima edizione di Pordenone Legge con oltre 400 ospiti in 5 giorni, coinvolte anche Lignano e Trieste nella tripla inaugurazione. Libri in una mano, Green Pass nell'altra. Ha preso il via così oggi la 22esima edizione di Pordenone Legge, che andrà in scena fino a domenica in vie, piazze e luoghi della città, ma anche in altri comuni. E novità di quest'anno a Lignano e Trieste con la tripla inaugurazione. La prima giornata è sempre quella di maggior tensione, è sempre quella che ha bisogno, nel frattempo c'è bisogno di aggiustare le cose e poi vedremo come va. Pordenone Legge in tempi di pandemia, in tempi di difficoltà per tutti, che tutti conoscono quotidianamente, Pordenone Legge che fa tutto il possibile per riuscire anche in queste condizioni. Speriamo tutti che finisca questa disgrazia e che poi almeno l'altro anno si possa dare fuoco alle polveri, come si dice. Oltre 500 ospiti e 200 incontri in cartellone, scelti dai 3 curatori, Gianmario Villalta, Alberto Garlini e Valentina Gasparet, fanno sì che il Festival del Libro con gli autori si riappropri di una certa normalità. In presenza c'è il nuovo di Piperno, però che è anche in TV, poi c'è Recalcati, va addirittura a fare un pezzo teatrale, se vogliamo proprio 3. Poi io dico Aramburu perché il libro Patria è bellissimo e mi sono affezionato, allora dico sempre Aramburu, il vincitore del premio Friuladria Credit Agricole. A dare una mano, come sempre, gli angeli quest'anno sono 160. Ed ora andiamo a Gorizia, dove ritorna Contea, la kermesse culturale che affiancherà la manifestazione enogastronomica Gusti, in programma dal 20 al 26 settembre. Oltre all'aspetto enogastronomico, Gorizia avrà anche la sua kermesse culturale. È stato presentato il calendario di Contea, rassegna che affiancherà Gusti Off dal 20 al 26 settembre. In programma una ventina di appuntamenti, principalmente al Teatro Verdi, mentre altri saranno distribuiti nel resto della città, grazie anche alla collaborazione con le altre realtà locali. Atteso il teologo Vito Mancuso, mentre al Kinemax arriverà lo scrittore e sceneggiatore inglese Hanif Kureishi. La rassegna, nata dalla collaborazione anche con Gorizia Spettacoli, curata da Mauro Fontanini. Abbiamo tanti appuntamenti, alcuni si tengono al ridotto del Teatro Verdi, intitolato Francesco Macedonio, il mio maestro, e altri al teatro, nel teatro maggiore, diciamo, nella sala maggiore. E abbiamo l'argomento quest'anno, come si sa, è Dante Alighieri, quindi faremo tanti spettacoli in onore del grande poeta. Altri appuntamenti importanti sono un lavoro che ho scritto su Messerni, La smorfia della follia, il famoso autore delle Köfke, delle teste di carattere, di cui 2 sono di proprietà, le uniche in Italia, della Fondazione Coronini di Gorizia. Abbiamo tanti ospiti importanti, alcuni del territorio, ma come dico sempre, Gorizia ha cultura, storia, enogastronomia, turismo. 4 elementi che fanno parte del DNA della nostra città. Contea vuol far parte di questi elementi. Tra poco la pagina sportiva dove si parlerà di Spilimbergo, sempre più patria degli scacchi. La città del mosaico, che già ospita una delle sfide più importanti d'Italia, potrebbe accogliere il torneo dei candidati che assegna il titolo più importante del mondo. Tra poco Sport FVG. Grazie per l'attenzione e buona serata su Telefriuli.